孩子，知道了，到这里去，起立，动作更标准哈。少年字，少年字，折佛字，折佛字，少年赋，少年赋，折佛赋。 Venezia e la Cina, un legame antico, profondo, nato lungo le rotte della seta e dell'immaginazione, che oggi torna a rafforzarsi e a respirare con una luce nuova, attraverso la voce, i volti e i gesti delle generazioni più giovani. Siamo nel cuore vivo di Venezia, tra il riflesso dell'acqua e la storia che trasuda da ogni pietra. È qui che prende forma un incontro speciale, dove i protagonisti assoluti sono i ragazzi della scuola di arti marziali cinesi e del benessere della ASD cinese Wanshu Italy di Treviso, guidata dal maestro Wang Xiaosong. OK， 今天你们在威尼斯这里做了什么？今天我们来到 Oggi siamo venuti con i nostri ragazzi della scuola di arti marziali, siamo venuti qua a fare un po' di propaganda per la cultura degli arti marziali cinesi. La scuola la facciamo da 3 anni e in tutto gli studenti sono circa 80. Giovanissimi, nati e cresciuti in Italia da genitori cinesi, questi atleti portano dentro di sé un patrimonio doppio e prezioso, custodendo un cuore che batte all'unisono per 2 mondi. Nelle loro movenze precise e misurate c'è la disciplina millenaria tramandata di generazione in generazione. Nei loro sguardi fieri, ma al tempo stesso spensierati, c'è tutta la disinvoltura di chi questa terra la vive ogni giorno, come la propria vera casa. Guardarli muoversi tra i palazzi storici della laguna chiarisce subito una cosa: non ci troviamo di fronte a una semplice dimostrazione sportiva. Questa è la rappresentazione di un'integrazione naturale e riuscita, un modello in cui le diverse radici culturali non si annullano ma imparano a conoscersi, ad arricchirsi a vicenda e a vivere insieme. A dare il benvenuto a Venezia a questi giovani atleti sono stati i rappresentanti della Fondazione Internazionale FISMED e l'assessore comunale Paulino Danna. È con molto piacere che saluto questi bellissimi e bravissimi ragazzi di questa scuola di Treviso. Hanno fatto questa piccolissima esibizione qui in un posto meraviglioso, dove siamo qui in questo momento a Venezia. È sempre molto importante questo rapporto tra Cina e Italia, Venezia e Cina, è fondamentale e vogliamo continuare su questa strada. Questi sono ragazzi giovanissimi, vivono in Italia da tanti anni e quindi è una cosa veramente stupenda e meravigliosa. Un incontro istituzionale ma profondamente umano, denso di significato, che richiama da vicino quell'idea di ponte culturale e commerciale inaugurata secoli fa dall'esploratore più celebre della storia veneziana, Marco Polo. Un'eredità viva che, a 700 anni di distanza dalla sua scomparsa, dimostra di non appartenere soltanto alle pagine dei libri di storia o alle teche dei musei, ma prende forma, colore e respiro nei volti e nelle speranze dei cittadini di domani. Un filo rosso ideale che da Venezia si allunga per migliaia di chilometri fino ad abbracciare la provincia dell'Henan, considerata in tutto il mondo la culla storica delle arti marziali, patria del Kung Fu e cuore spirituale del leggendario tempo di Shaolin. Da quelle terre lontane e ricche di fascino, fino alle pietre secolari della nostra città, il dialogo tra Oriente e Occidente non si è mai davvero interrotto. E oggi, attraverso la passione di questi giovani, continua a raccontarci che l'incontro tra culture diverse non è mai un pericolo, ma rappresenta da sempre la ricchezza più grande della nostra umanità. Bene, innanzitutto sono amatore di Venezia, è una città che amo, sin da primo momento che iniziavo a imparare l'italiano. Okay? Noi organizziamo spesso le gite turistiche per i bambini, i ragazzini, per far conoscere questa splendida città, patrimonio UNESCO. Ecco, è molto importante la tradizione, mentre stanno imparando anche le cose nuove.